La settimana prossima consegneremo queste firme al dottor Venazzi, all'ULSS, incentivandolo a trovare una soluzione, perché non si può andare avanti così. Prima il direttore dell'ULSS 2, poi all'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, infine le 1848 firme raccolte tra i cittadini di Ponzano e non solo arriveranno nell'ufficio del governatore Zaia. La mancanza di 2 medici di base su 8 nel comune trevigiano sta pesando, spiegano i sindacati, soprattutto tra la popolazione anziana costretta a spostarsi per una visita o una ricetta. Disagio racchiuso nel numero significativo di firme raccolte. Non hanno firmato solamente gli interessati veri e propri, ma si è allargato il discorso e poi abbiamo anche dovuto bloccare le firme, perché sicuramente sarebbero state anche molte di più. Comunque si è trattato di dare, come si diceva, fiato e voce a quella parte di popolazione che fiato e voce non ne ha. Dal 1° dicembre a Ponzano 1500 pazienti si sono trovati senza medico di base dopo che una dottoressa è andata in pensione e un altro medico che con lei divideva lo studio si è trasferito a Povegliano. Per sopperire a questo qualche ora a settimana arriva un dottore da Morgano, resta però il problema. Non si sia tenuto in considerazione invece il rapporto medici-abitanti. Ponzano ha circa 13.000 abitanti, i medici sono 6, sapendo che ogni medico più o meno a circa 1500 abitanti, i conti sono presto fatti. Ora a pesare saranno queste 1848 firme, dai cittadini la palla passa alle istituzioni. Noi speriamo che queste istituzioni che sono, come dire, che vengono sollecitate a dare una risposta, questa risposta la diano concretamente, perché quello che si aspettano i cittadini, non cose fumose, ma date certe, soluzioni concrete, eccetera.